2019 e chiamo Marco Buvoli. Grazie. Innanzitutto ringrazio l'AIS per l'attenzione che ha sempre avuto verso i miei spumanti. Sin dalle prime sboccature, quando sicuramente erano più estremi e più difficili. Ho iniziato a produrre vino nel 2001 facendo un altro lavoro e dal 2001 al 2009 ho prodotto e messo via bottiglie in metodo classico. Avevo in testa un progetto che era quello di produrre il metodo classico da Pinot Nero, un'uva di cui mi ero fortemente innamorato durante i miei ripetuti viaggi in Francia, Champagne e Borgogna, e volevo provare che era possibile farlo anche da noi, nel Vicentino, sulle colline che hanno un bellissimo scheletro calcareo. La fortuna ha voluto che trovassi subito un vigneto di 1,5 ettari, recentemente piantato dall'Istituto Sperimentale di Conegliano in una proprietà confinante con la mia, e che questi fossero i proprietari, che era una cooperativa, fossero disponibili a darmelo in conduzione. Quindi per anni io ho lavorato su questo vigneto, ma poi comprendendo che, quando ho compreso che fare vino, lavorare il Pinot Nero, era quello che volevo fare da grande, ho cominciato a guardarmi intorno e ho acquisito terreni sui colli iberici e ultima acquisizione sui colli euganei. Rimango un produttore artigianale, oggi raggiungo le 20.000 bottiglie, sì e no, metà metodo classico e metà di Pinot Nero in rosso. Il vino rosé 3 che degusterete adesso è la mia prima cuvée prodotta con il 100% delle uve dei terreni vulcanici dei Colli Euganei, esattamente in località Luvigliano sopra Torreglia, in zona dove finisce e termina la trachite, dopodiché cambia lo scheletro, lo scheletro, e questa trachite non la troviamo più. Io ho scoperto che questa trachite dà dei profumi straordinari. Era una vecchia vigna che era stata abbandonata, di circa 1 ettaro, e che io ho recuperato con fatica a partire dal 2011, tirando su le vigne che erano cadute e poi impiantando negli spazi lasciati vuoti. E la prima vendemmia già mi aveva fatto comprendere il potenziale di questi terreni meravigliosi, ma soprattutto io penso anche della profondità radicale che queste vigne, che avevano, penso oggi abbiano 45 anni, e da allora ho deciso: questo sarà il mio rosé. È un rosé che è frutto di una piccola cuvée. In genere tutti i miei metodi classici nascono dall'assemblaggio di 6 vendemmie diverse. Nel rosé non faccio questo perché non voglio invecchiare artificialmente il frutto che è così prepotente da giovane. Quindi è una cuvée con un circa l'80% di uve dell'ultima vendemmia e un 15-20% della vendemmia precedente. È un rosé del Segné, quindi con macerazione sulle bucce di qualche ora, e ha sostato 3 anni, da qui il nome, 3 anni sui lieviti in bottiglia prima della sboccatura che è avvenuta in febbraio del 2018. Grazie. Grazie mille Marco. A parlarci del vino sarà il responsabile per la provincia di Vicenza della Guida Venezia, Alberto Franz.